Buon dia a tutti quanti, buon Venere. Ancora a una giornata particolare, lo sappiamo tutti quanti, perché ancora siamo dovuti passare dalla primavera all'estate. Ma, vabbè, come sai che si dice primavera in Veneto? Ecco, ma si dice così. Perché si chiama Verta? Cosa vuol dire? Vabbè, vuol dire principalmente. Ma dai, vi scrivo tutti. Ora, questa qua è la primavera, adesso vi spiego perché. Ma subito dopo cosa avviene? Adesso, ancora proprio, sto Venere, entriamo in telistà. Dopo dell'istà avvegnerà l'autunno, una volta si può dire anche autunno, come che si fa anche in francese o in inglese per capirsi. E dopo, alla fine, avremo l'inverno. L'autunno, per esempio, tanto per capire, e se puoi chiamarlo anche la serata de stagione. Cosa vuol dire questa roba qua? Vuol dire che in realtà se la verta viene dal verbo versare, quindi verta è una roba che avviene, che è verta, no? Quindi il participio passato, l'aggettivo che viene dal participio passato del verbo versare, che in italiano è aprire, in inglese è to open. Bon. Cosa è che se versa? Se versa è la vera stagione, quindi per gli altri, per i veneti, lei è la primavera, dove che se verse è il nuovo anno. Tanto è che il cao de anno veneto è scommessa difatti proprio a marzo. E allora è scommessa a marzo e finisce alla fine dell'inverno, quindi fine febbraio. E ora il cao dell'anno veneto e il fatto che l'anno veneto scommessa il primo di marzo, una volta scominciava il 25 di marzo, che corrispondeva all'inizio della verta, quindi alla verta della verta. Quando che si versa appunto la stagione, quando che scomincia a rifiorire, pensate, non so, anche in inglese, spring, che vuol dire appunto verta, e lei liga il fatto che l'acqua la si desgiassa, scomincia a springare ancora. Spring in Veneto, springare in Veneto vuol dire proprio zampillare in italiano, spring in inglese vuol dire anche questo, cioè l'acqua che viene su, si desgiassa e riparte il meccanismo della natura. E ora, 1 marzo che dell'anno Veneto, verta, la primavera. Ancora siamo qua e ancora passiamo dalla verta all'istà. E ora buona istà e che abbiamo fatto anche ancora? Sì, che abbiamo fatto, ho detto tutto quello che volevo dire. Stavolta l'ho fatta più corta. Fammi sapere se vuoi video più corti, più lunghi. Sui commenti scrivimi le vostre opinioni. 92 fatto. Maratona Veneta, a se vediamo domani. Ciao!